Sabato 28 gennaio, presso lo stadio Maurizio Quaggio di Mogliano Veneto, si è tenuta la nona partita del campionato nazionale di eccellenza. Un sabato rugbyistico tranquillo per i tifosi del Marchiol Mogliano, che hanno visto i propri beniamini giungere al punto di bonus delle 4 mete realizzate già nella prima metà del primo tempo. Poi Mogliano, a differenza di quanto fatto Reggio Emilia, non ha mai tirato i remi in barca ed ha continuato a macinare il proprio gioco, mettendo sempre in seria difficoltà i giocatori catanesi. Solo in qualche rara occasione ad inizio gara e verso metà del secondo tempo la squadra capitanata da un ottimo Silvio Orlando ha smarrito la concentrazione ed ha concesso degli spazi a Catania. Evidente la superiorità in tutte le fonti di gioco, dalla mischia chiusa alle touche, che sono entrambe diventate un autentico calvario per la squadra ospite. Un'ottima gara che ha fatto seguito ad un'ottima settimana di allenamenti, come ha tenuto a ribadire alla fine del match il preparatore atletico Alan Collin. Da prendere come esempio del livello di attenzione e di impegno che occorrerà mantenere anche da qui in avanti. La partita ha visto Mogliano realizzare ben 11 mete, che sono un record per la squadra bianco-blu in eccellenza. Inoltre, anche la prima vittoria raggiunta con il bonus e forse la prima volta che Silvio Orlando si ricordi di aver realizzato 3 mete nella stessa gara. Il capitano è stato anche premiato come uomo del match dal presidente Roberto Facchini. Franco Properzi è molto soddisfatto sia della prestazione del suo pacchetto di mischia sia della prova in generale. Buonissimi allenamenti questa settimana, hanno messo sul campo quello che abbiamo allenato e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è la maturità che hanno avuto, perché non hanno mai mollato, hanno spinto fino alla fine. Sabato positivo, avevamo un obiettivo di vincere, l'abbiamo fatto giocando anche un buon rugby, adesso abbiamo un'altra sfida, una sfida molto difficile a Roma con la Lazio, forse uno dei campi più difficili di tutta l'eccellenza. Siamo sereni, siamo quasi salvi, adesso il Parma oggi ha perso, per cui siamo salvi matematicamente, per cui siamo abbastanza sereni, consapevoli che se giochiamo come abbiamo fatto oggi possiamo divertirci e possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non abbiamo più grossa pressione di risultato, per cui ci può venire tutto molto più facile. Cerchiamo di fare il massimo che possiamo fare in questo campionato. Dopo a fine aprile vedremo quale sarà stato il massimo.